Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat e che quella sera e poi di nuovo nel settembre successivo sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento, con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità. È iniziato così il discorso del Presidente della Repubblica ospite a Gemona per il 50° anniversario del terremoto che il 6 maggio del 1976 devastò il Friuli. Una giornata emozionante, toccante. Mattarella è atterrato rivolto alle ore 16 per poi spostarsi appunto a Gemona del Friuli. Al suo arrivo si è subito recato al cimitero per deporre una corona di fiori al monumento dedicato alle vittime del terremoto. Da lì, quindi, alle ore 17, lo spostamento al Teatro Sociale, dove si è tenuto un consiglio regionale straordinario con la presenza anche della Premier Giorgia Meloni e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. I buoni risultati di questa, della ricostruzione, sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Al termine, il Capo dello Stato si è quindi spostato al Teatro Elti per ammirare la mostra del terremoto raccontata dal Messaggero Veneto. Da lì quindi, insieme a Giorgia Meloni, la ripartenza verso Roma. Nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.